ora in onda Disco Notte, un programma ideato e condotto da Maurizio Casu. Amici della notte, buonasera a tutti, benvenuti a un nuovo appuntamento con l'arte e con la musica. Questa sera un artista fantastico, un rapper di casa nostra, e lui è Montebello, che adesso vi presento subito, vediamo se ce l'abbiamo a schermo. Pronti? Eccolo qua, ciao, buonasera a tutti, buonasera. Ciao carissimo, che bello che hai accettato l'invito di venire qua a Disco Notte, mi ha fatto veramente molto piacere. Grazie mille. Ecco, poi piano piano nella notte sviluppiamo un po' il tema, raccontiamo chi sei, adesso invitiamo tutti gli amici che ci stanno seguendo da casa a iscriversi al canale, così possono entrare in chat e magari dialogare con noi tutta la sera. Quindi state con noi perché ascolteremo della buona musica. Disco Notte così è una vetrina artistica dove si fa una chiacchierata, un'intervista, e poi tra un'intervista e l'altra si fa anche della buona musica. Bene, allora mi racconti qualcosa di te, così un'introduzione, Manuel. Allora, ho iniziato a fare rap un paio d'anni fa perché mi piaceva molto il fatto del poter essere diretti, poter dire tutto ciò che si pensava senza mezzi termini. Prima diciamo che aiutavo. Facevo questo tipo di serate, questo tipo di musica con degli amici, e poi da lì ho iniziato a voler fare da solo e a volermi raccontare di più nelle canzoni. Molto molto bene, ecco. Incomincio a salutare la chat, c'è Alessio in chat, Europa 84. Ciao Alessio, grazie per essere qui stasera con noi. Bene, sarà una serata veramente fantastica all'insegna della buona musica. Io direi di passare subito al primo brano, se sei d'accordo, così possiamo incominciare. Sono pronto. Benissimo, allora puoi metterti in postazione e partiamo col primo brano stasera in programma. A voi signori, Montebello a Disco Notte. Questo è per tutti i genitori vicini ai loro bimbi lontani. Mefisto è lunedì. Un saluto a Trismegiglio. Blindato il cerebro. Non piangi mai e di cosa anima il tuo scheletro. Hey baby, proprio qua anche se non lo vedi. Siamo legati anche se non credi. Non sai a chi credere, quindi ti chiedi se i nostri sono problemi reali e seri. Ora collezionando cieli neri, passeggio nell'inferno tra i dannati di passaggio come Dante Alighieri. Ricordo tutto dal primo momento, la nascita di un amore, un grande evento nel mio abbraccio stretto. Lo sai, non mento, a 21 mi resi conto di avere un cuore in petto. Ehi, eccoci qua, 8 anni dopo, sorrisi spensierati in ogni foto. Papà ti ama un solo scopo, averti di nuovo accanto e farlo in toto. E non vuoi respingere, ma non puoi stringere. Riesci a fingere, ma senza vincere. Dottoressa vuole sapere, non mentirò. Lo vede ai miei occhi, se capace almeno un po'. Sto di merda non si vede, chiede come sto. Fare il padre per me è un dono, non un obbligo. Ho 1000 flash di me con mia figlia. 9, 12, 12, notava a meraviglia. È bella sorridente e solare, nel buio che mi avvolge la mia stella polare. Per lei faccio tutto, il pirata, il drago, l'altalena, il papà, il capo indiano. Per lei scrivo, disegno, canto. Faccio le fusa manco fossi un gatto. Questo non succede più ormai da marzo. Capisce solo ora l'aria da pazzo. 3 anni non la vedo, tremo mentre parlo per le bugie della madre testa di cazzo. Vorrebbe allontanarla da me da sempre. Dice che non è vero, chiaramente mente. Non le ha dato il mio cognome, è indecente. Dice è stato incoerente. Ha provato a investirmi davanti a baby. Le piange pugni chiusi, denti stretti. Vorrei cancellare quei momenti, ma siamo anime in balia dell'eternità. Tutto precipita quando nasce Ian. Noi larghiamo la famiglia, euforia. La madre di baby pensa che le sfugga via. Mi dica lei se questa non è malattia. Il fratello brilla come lei, altro astro. La madre si infuria, altro disastro. Le dice il figlio di tuo padre, non tuo fratellino ma tuo fratellastro. Cazzo! E non vuoi respingere, ma
non puoi stringere, riesci a fingere, ma senza vincere. Sono troppo vero e mia la colpa, 21 non sapevo, realtà distorta, distrugge ciò che incontra, la manipolatrice dall'anima contorta. Davanti a voi farà un comizio, dirà per me, ditegli a quel tizio, ho sempre concesso un accesso, se un accesso fittizio. Io sogno i miei figli nella loro stanza, lui sorride mentre la sorella danza. Ringrazio l'amore di me per la costanza, di tenere imbrigliata la mia ignoranza. Avrei perso la mia famiglia, la sua importanza, seguendo la mia follia che avanza. Ora sarei davvero solo, immerso nel sangue tra i corpi di questa mattanza. Oh. Molto bene. Questo è Montebello, Manuel Sannia al secolo. Bene, Manuel, allora raccontami qualcosa su questo brano, ecco. Di cosa tratta, di cosa parla, ecco. Allora, il brano tratta di alienazione parentale, che detto così sembra anche qualcosa di molto lontano da ciò che viviamo, ma penso che ognuno nella propria famiglia o nella propria cerchia di amici abbia vissuto questa situazione. È una situazione in cui i figli vengono manipolati per vari scopi da uno dei due genitori e si mettono contro l'altro genitore, cioè vengono messi contro l'altro genitore. Questo brano serviva a dare voce a chi tutto subisce questo determinato tipo di violenza, perché di questo si tratta. Certo. Quando uno non può vedere i propri figli e non può sentire i propri figli, che se ne dica, oltretutto purtroppo in molte situazioni succede senza un reale, un effettivo avvenimento, qualcosa che sia realmente accaduto. Purtroppo è difficile anche trovare la verità quando si parla anche quando si ascolta un bambino, perché ci sono adulti che riescono a essere vengono manipolati per poter pensare determinate cose. Immaginiamoci nella testa di un bambino questo cosa può causare. Chiaro. Anche purtroppo creando ricordi che non sono mai esistiti, sono solamente stati riportati, e quindi poi a un certo punto si cristallizzano nella memoria come se fossero eventi realmente accaduti, quando poi probabilmente non sono neanche mai accaduti. Certo, molto bello questo brano, molto dolce. Ecco, se è possibile dirmelo dove l'hai scritto, ecco, una curiosità. Allora, questo brano, devo essere sincero, è uno di quelli che è venuto fuori da solo, nel senso, io avevo questa situazione, quest'idea in testa di scrivere determinate cose, però non avevo ancora scritto niente. È arrivata la base, infatti ringrazio, si sente anche nella canzone Trismegiglio che fa il ritornello. È arrivata questa melodia da parte sua, questa canzone qua, e da lì è stato un fiume. Avevo già queste parole in testa e si sono allineate per poter creare il brano. Certo. Incominciamo a salutare qualcuno in chat. Vedo che su YouTube stanno scrivendo, vedi un attimino se tu magari ce l'hai più vicino, io ce l'ho lontano, non vedo bene. Però vedo Mari Igna che scrive ciao, che ci manda le manine. Ciao Mari. Poi c'è anche qualcun altro, c'è Nicola Secchi, ciao Nicola Secchi, sarà il prossimo disco notte, quindi mercoledì ci sarà lui, quindi goditi questo disco notte, così, perché poi il prossimo mercoledì ci sarai tu. Poi c'è qualcun altro, Manuel, non so se vedi. Sì, guarda, c'è anche Trismegiglio di cui proprio parlavo, è il produttore, tanti saluti. Ciao Andre. Buonasera a tutti, buonasera anche Oliviero. Bene, okay. Alla grande, ciao a tutti. Sto passando da una chat all'altra. Sì, infatti. Scrivete su Twitch, sono in 3 collegati in questo momento, su Twitch, su YouTube qualcuno in più. Scriveteci, perché anche il sostegno della chat è un attimino l'applauso, perché voi immaginate, siamo qua su un camper, siamo in uno studio mobile, dove facciamo disco notte in questa vetrina artistica, e chiaramente il sostegno del pubblico è quello che ci occorre, che ci serve. Questa è una cosa bella. Manuel, presentami il prossimo brano. Allora, il prossimo brano, se non erro, è FOIB.
nasce come brano un po' più sicuramente più gioioso di 53 pagine, che era quello che abbiamo appena ascoltato, molto più autocelebrativo, molto più puntava più alle rime, più ai giochi di parole e quant'altro, e anche un po' all'ego, perché è una prerogativa di noi rapper avere un grande ego, anche perché comunque trovandosi davanti al palco, trovandosi davanti al microfono, diciamo che un po' l'amor proprio serve. Certo, Quindi certo. ci stava, e questo è molto più veloce. Si chiama FOIB perché mi piaceva l'idea di essere il padre di tutte le bombe, il father of all bombs, che purtroppo è una bomba realmente esistente, è la bomba più potente a livello non, come si dice, non nucleare, Ecco, però diciamo è la bomba più potente che esiste, perché sono 44 tonnellate di tritolo, quindi mamma mia. immagina cosa può creare. E mi piaceva quest'idea, sai, comunque si gioca sempre col fatto di essere delle bombe all'interno della musica, del Certo. rap specialmente, e quindi mi piaceva l'idea di essere il padre di tutte le bombe, e ho fatto uscire FOAB. Certo. Benissimo, allora ti va impostazione. Pronti? Signori, stasera Disco Notte abbiamo Montebello, sosteniamolo tantissimo, iscriviamoci subito nei suoi canali social, su YouTube, su Instagram. Montebello Manuel, ragazzi, Montebello Manuel, pronti? E noi siamo pronti per trasmettere il prossimo brano. FOAB, il padre di tutte le bombe, Montebello, Monsbelli. Sono potente come Heller, figo più di Mercer, il potere accumulato di sicuro lo vorreste. Sballato come Teller, devoto come Mendel, la forza in questo corpo sicuramente presente. Ola che passa ombre, siete scheletri ammassati dentro catacombe. Arrivo sopra il disco non, mi prendi Molder, uomo volante non identificato, mo stronger. FOAB, 44 tondi TNT, ti ridurrò in brande, lì, in prima linea coi fratelli, ribelli, Monsbelli, immortale Bonduran, concentrato solo in Snake Diazepam, rabbia che non sei di con la canapa, musica da rapan, hanno fatti l'antirabica, ti trappano la maschera per poi afferrarti l'anima, rapper lingue lunghe ma senza voci mimi, poco originali vi credete bulli, Jimmy, infimi, puntano l'affimi, restate le cacula anche se lo chiamate rimming. Con la mia penna questa scena invecchia prima, poi elimino penna fatta carabina. Vi vedo cupi, poco evoluti, fisso capre con clou nei mini luni, bambolotti, Lego movie. Sto sorvolando il testo a sfondo pittoresco, rispetto la strada anche se spesso la calpesto. La realtà manifesto, giuro, Julian vieni giù se vuoi un Assange della verità più cruda. Il piatto forte qui son droghe porno, amore allenamento fermo solo da contorno. Rolex al polso ma il tuo tempo è già scaduto, è il colmo, questo è il mio posto, please stand up stronzo. Please stand up, stronzo. Please stand up, stronzo. Please stand up, RCM. Oh! FOAB, 44 tondi TNT, ti ridurrò in brande, lì, in prima linea coi fratelli, ribelli, Monsbelli. Ho amici da bambini ed ex amici infidi, la Gavul in 16 rime per palati fini. Monte! Sarà FOAB. Vi vedo che ballate nella chat, ragazzi, Molto 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 bene, benissimo. Io adesso saluto anche gli amici che stanno guardando su Facebook, perché stiamo trasmettendo anche su Facebook, ma adesso eliminiamo la diretta su Facebook perché mi interessa che passino o su YouTube o su Twitch. Sarebbe più opportuno passare su Twitch, ma siccome non tutti quanti amano andare su Twitch, allora lasciamo anche la diretta su YouTube, perché su Twitch si vede meglio e si sente meglio. Quindi se uno ha un buon impianto, se ci state guardando da casa con un 5+1 col televisore, su Twitch è una bomba. Bene, bene, molto 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 bene. Allora Manuel, passiamo a raccontarmi ancora qualcosa su quando scrivi i tuoi pezzi. Ecco, qualcosa di più specifico, dove ti ispira scriverli? In montagna, al mare, in camera da letto, nella notte, nel giorno, ecco. Allora dipende Ecco. anche da cosa tratto come argomento, da qual è il momento della giornata. Non ho però un posto specifico, l'importante è che ci sia Bene. silenzio, se non per quanto riguarda la musica la base che sto ascoltando. E poi comunque io scrivo quando mi viene in testa qualcosa, quindi diciamo che
adopero anch'io la tecnica dello scrivere tutto in varie note all'interno del telefono, perché non avendo mai pezzi di carta intorno magari mi trovo meglio a scrivere, a trovare le parole, a metterle sul telefono, e poi diciamo che faccio dei macro argomenti e da lì smisto un po' nel momento in cui creo qualcosa di nuovo. Certo. Io ho sentito nelle prove i tuoi pezzi sono veramente fantastici, sono, come ho definito, Grazie. sei un poeta, cioè non so se si possa dire nel mondo rapper, forse è una parola un po' sbagliata. Cantautori. Cantautori, ecco, però scrivere determinate cose e farli combaciare in rima, trovare in metrica non è facile, non è semplice, quindi veramente ti faccio i miei complimenti stasera in diretta, perché sei veramente Grazie bravo. mille. Ecco, continua a chiedere agli amici da casa. Adesso abbiamo annullato la diretta su Facebook perché ci interessa passare qua su YouTube e su Twitch. Su Twitch c'è qualcun altro. Ciao ragazzi, chi è che l'ha scritto? Montebello, sì, tu. Sì, io stavo salutando tutti anche da lì. Stavi salutando anche tu lì. Perfetto, allora parliamo del prossimo brano, presentacelo. Allora, il prossimo brano coadiuva. Aspetta, no, lo cerchiamo subito. Dovrebbe essere, non ho messo la Terzo brano. Ok. Dovrebbe essere Crescere o Impazzire. Perfetto. Allora, aspetta, non vorrei dire stupidaggine. Evitiamo di dire stupidaggine che siamo in diretta. Non c'è problema, questo è il bello Sì, della diretta. quindi Crescere o così- Impazzire. Sì. Crescere o Impazzire nasce dall'esigenza di parlare di un avvenimento della mia vita che succedeva quando io avevo 15 anni. Mi è venuto a mancare un amico, Ah, si chiamava Alessio, una bella amicizia, ci conoscevamo da anni, eravamo alle elementari insieme, alle medie comunque Caspita. ci frequentavamo ancora, e oltretutto fuori da scuola, eravamo tutti i giorni insieme. Un giorno purtroppo è venuto a mancare per via di un incidente, caspita. e purtroppo così va la vita. Purtroppo, per fortuna non si sa mai, perché determinate cose devono succedere. Nello stesso momento è venuta a mancare anche mia nonna. Ah, Ed erano anche nello stesso ospedale, cioè assurdo. A distanza di un paio di piani, Sì. il giorno ho avuto due lutti mamma mia, così. guarda che coincidenze, mamma mia, la vita. E ripeto, in questo pezzo volevo parlare un po' di quello che è stato quel momento lì, che sicuramente non è stato facile, ma mi ha aiutato a crescere. Certo. Tant'è che viene fuori poi il titolo, nonché il ritornello, Crescere o Impazzire. Perché comunque determinate cose, vuoi o non vuoi, ti capiteranno sempre, quindi o hai gli attributi per poter andare avanti, o impazzisci, e a quel punto però rischi di perdere tutti, e te stesso in primis. Verissimo, infatti ti stanno mandando proprio in questo momento tantissimi cuori, vedo questi cuori che salgono su YouTube. È un argomento che tocca personalmente tante persone, anche perché fa parte della vita. Adesso lo sentiamo cantato da Montebello. Siamo tutti pronti, eccoci qua, lui è pronto e il brano è pronto. A Disco Notte, Montebello. Parto dalla fine, corteo di scooter, eri il migliore, non si discute, ricordo il tuo sorriso, amico mio. Rabbia, frustrazione, lamentele a Dio, e non passa giorno senza chiedermi come saresti. Fossi diventato uomo saremmo gli stessi, o avremmo rotto le catene dei complessi e dei contesti. Come sarei, come saresti, ricordi da bimbi come eravamo goffi, prima delle medie, delle siga, dei coffi, prima di Pantere, i pullman, i porri, prima che la vita affondasse i suoi colpi. Stessa classe elementare, pure le medie, se non sbaglio eri a karate insieme a Daniele. Poi lo sport l'hai mollato, chi se ne, e così cazzeggia assieme tutte le sere con Nelson Monteclaro, inseguimenti e wrestling. Vendevamo il dado a fumatori inesperti, poi arrivavano i più grandi, i fratelli, e noi subito spariti tra carrubi e cipressi. Come stai? Cresci o impazzisci? Cosa fai? Cresci o impazzisci?
solo guai ma tu cresci e impazzisci, cresci e impazzisci, cresci e impazzisci. Poco più che ragazzini testavamo forze, tu e Danilo delle volte andavate oltre. Poi ho dimostrato chi era il più forte, ricordo la rabbia di trovarmi alle corde. In baronia avete organizzato scambi di kick improvvisato, sorteggio truccato. Io contro Anthony il più smaliziato, era il più forte pure l'ho affrontato, testa a testa senza essere scannato. E mi è servito tutto se mi guardo indietro, e vi ringrazio ora non mi tiro indietro. Qualunque sia la sfida che si affaccia alla mia vita, non ho paura di affrontare la mia partita. Senza adulti autoritari ad autorizzarci, incorrevamo in tanti sbagli, l'autogovernarci ci rendeva primitivi, senza legaci, Goodfellas, vivi, vestiti di stracci. Quasi l'ultimo giorno mi levai di torno, ci sentivamo sempre tra noi tutto a posto. Ma mia nonna stava male, il suo giaciglio letto d'ospedale, tu con la costante del farti accettare. Io barricato a tubo che fumo, intorno non volevo più nessuno. Poi Ste, dimmi velocemente, Allen Comendotto ha avuto un incidente bro, come ti sei ridotto? Pochi giorni dopo ricordo, io e Anthony in sala d'attesa piangendo a dirotto. L'aria appesa, la tua, la nostra vita sospesa, vivere sul filo non è mai stata una sorpresa. Nelle orecchie ti passavamo musica, la dea con cui avevamo un rapporto proprio l'unica. Non c'era più niente da fare o da dire, in quell'istante anche nonna smette di soffrire. Crescere e impazzire, cosa fai? Cresci e impazzisci, cosa fai? Cresci e impazzisci, solo guai ma tu cresci e impazzisci, cresci e impazzisci, cresci e impazzisci. E ho imparato anche da questo, per andare avanti mi serviva un senso, 15 anni che ci penso, ora fuori sono me stesso, ma sono anche i tuoi sorrisi, scazzi ed errori dentro. Alessio, come stai? Cresci e impazzisci, cosa fai? Cresci e impazzisci, solo guai ma tu cresci e impazzisci, cresci e impazzisci, cresci e impazzisci. Bravissimo, bravissimo Montebello, Manuel Sannia. Io sono veramente contento che tu sia qui stasera e sento veramente un'atmosfera molto molto calda. Ci stanno seguendo da casa in questa notte e ci seguiranno anche a posteri, perché poi quando Disco Notte sarà terminato, questo filmato rimane su YouTube e quindi lo potete rivedere quando volete e condividerlo quando volete. Anzi, condividetelo adesso in questo momento sui social, che ci aiuta ad andare avanti, far crescere la musica e far crescere gli artisti. Bene, Manuel, allora L'ho scritto, fate una domanda. sì, Dai vai. ragazzi, fate domande. Sì, Fatemi sentire cosa mi volete chiedere. esatto, ecco, una cosa importante, come è nato, cioè quando tu sei passato dai primi approcci di poter voler scrivere rap alle prime esibizioni live dal vivo, ecco, raccontami questo passaggio. È stato difficile? Sai, c'è un po' di vergogna agli inizi, cioè mi esibirò, non mi esibirò, come, ecco, raccontami qualcosa, qualche chicca di Allora, cui devo piedi. essere sincero, i primi live che sono capitati con un gruppo di amici sono stati molto più semplici, nel senso, questo è quello che mi è sempre piaciuto fare, quindi poi non sono un tipo che ha vergogna, Certo, quindi non c'era un problema effettivo a salire sul palco. Mentre mi ricordo i primi live in cui ho portato 53 pagine, proprio perché quella è stata la prima canzone da solista, diciamo, ed essendo molto sentita, ho capito il perché del personaggio, ho capito perché esiste Manuel e esiste Montebello, perché ci vuole un po' di sano distacco fra le due cose, nel senso è giusto che l'emozione passi attraverso le canzoni, non è neanche giusto però che poi ti si allaghi la faccia. certo. Quindi diciamo che le prime volte è stato difficile cantarla perché mi si bloccava proprio il cuore in gola e quindi era difficile andare avanti. Anche perché Però- si va veloci cantando il rap, quindi Si va veloci e poi se sbagli un incastro, cioè devi recuperarlo, ma anche perché sono del parere che non rifacciamo partire la base, Certo. piuttosto la recuperiamo, certo. che è sempre meglio non sbagliare, però capita e bisogna saper gestire anche quello. Però ripeto, sì, probabilmente è stato quello. Mi hanno dato anche dei professionisti, mi hanno dato anche dei consigli, perché negli anni comunque ho partecipato per esempio al Tour Music Fest, dove ci sono un sacco di professionisti che mi hanno affiancato e mi hanno dato proprio questo consiglio qui, dicendomi proprio cioè, dividi le due cose, fai passare trasparire l'emozione, però non farti trasportare, perché poi rischi il crollo sul palco. Certo, certo. Per quanto magari in live
sia anche bello, nel senso vedere che la persona che sta cantando quel pezzo prova determinate emozioni per quel pezzo lì, o comunque sia per quello che sta raccontando, è sicuramente bello. E anche questo ha avuto il suo, diciamo, nel male è stato un bene, perché molte volte le persone si sono avvicinate a me piangendo, dicendomi Minchia. vai tranquillo che tutto si sistemerà. Però ripeto, ho capito veramente l'utilità di avere anche il personaggio. È come se Manuel vivesse le cose e Montebello invece le portasse al pubblico, mantenendo un certo distacco e una certa, sì, un po' di tranquillità nel casino dei Bellissimo. sentimenti di quel momento. Bellissimo, sono le 21:58 nella notte rigorosamente in diretta, questo programma, questa trasmissione che mette in evidenza gli artisti, soprattutto quelli che fanno la musica inedita. Questo ci tengo a precisarlo, mi state scrivendo in tanti, mi scuso con quanti non posso rispondere subito, passano anche settimane, passa anche qualche mese purtroppo, ma prima o poi rispondo a tutte le mail, risponderò a tutti i messaggi, quindi credeteci che vi scriverò. Ecco, Manuel, presentiamo, se non sbaglio, il quarto brano, o il quinto brano. Quarto Quarto brano c'è Beyond the Ball. Beyond the Ball, ecco. Allora, parlami di questo brano. Allora, Beyond the Ball già lo dice il termine, ma in realtà è uno slang utilizzato come per dire essere sul pezzo. E anche questo come FOAB è più che altro un po' autocelebrativo, anche un po' mi vado anche contro, perché c'è il discorso dei soldi. C'è il discorso dei soldi in questa attività che faccio, che le persone un po' si dividono, ossia dovresti essere, cioè, capiscono che sei un emergente, quindi spendi molto per poter fare la tua musica, però ti danno, cioè, così del povero. Ecco. Non capendo che prima di tutto questa è una passione, poi naturalmente arriva tutto il resto. Amici da casa, avete sentito bene cosa ha detto? Spendi molto per fare la tua musica, perché molti non lo sanno quanto costa produrre, quanto costa studiare e quanto costa tutto quello che è attorno a un disco. Uno vede un brano finito, ma ci sono le collaborazioni, Certo. c'è Ci sono tanto. i video, ci Ci sono sono i i mix video. e master, c'è il rec, c'è tutto. Poi naturalmente, fortunatamente ho degli amici che mi supportano per queste cose qua, quindi riesco anche a fare molte cose o low budget o addirittura gratis, perché fortunatamente, ripeto, ho trovato persone che credono nel mio progetto. Benissimo. Però comunque ci sono dei costi da sostenere, e molti non lo capiscono, e soprattutto invece poi c'è l'altra fetta che è convinta che tu lo faccia solo per i soldi, solo Chiaro. perché quello è il tuo focus. Ripeto, il focus mio è che la mia musica arrivi a più persone possibili, poi tutto il resto arriva da sé. A me quello che interessa è che in questo momento nella chat ci siano persone che si ritrovino nei pezzi, ci siano persone che si emozionano, che ballino, che cantino, che si trovino bene con la mia musica. Certo, Manuel, guarda un attimino la chat su YouTube, c'è qualcuno che ha scritto. Dai, c'è la domanda? Non riesco a capirlo perché ho il monitor lontano e non riesco, è molto piccolo. Vedi se lo riesci a vedere Allora, tu su YouTube. Sto provando. Perfetto. Così poi lanciamo il quarto brano e si parte alle 22. Allora, su YouTube Sì. c'è Antonio che chiede: tra le tue canzoni quale preferisci di più? Antonio, ti faccio una paraculata, quella che non ho ancora scritto. Bellissimo. No, nel senso, mi piacciono tutte, perché sennò non le avrei fatte uscire. Ecco. Alcune hanno più cuore di altre, sicuramente, però è proprio quello che cerco e quello che mi piace anche dello scrivere è la crescita continua. Ecco. Quindi mi accorgo che ogni pezzo che faccio accumulo qualcosa e do qualcosa in più. Anche qualsiasi live, qualsiasi connessione, qualsiasi collaborazione mi dà sempre qualcosa in più, e questo mi aiuta a crescere, ed è questo quello che cerco. Quindi la prossima Certo. sicuramente è quella che preferisco. Poi c'è anche Nicola Secchi. Nicola Secchi. Sì. Cosa ti ha portato a scegliere il rap piuttosto che un altro genere musicale? Ecco. Allora, Bella cosa domanda. mi ha portato a scegliere il rap?
La colpa è di mio zio. Qua la colpa di mio zio, colpa non è. Poverino non è neanche più fra di noi, però lui ascoltava rap e mi piaceva veramente. Vabbè, ho cominciato ad ascoltare più che altro rap che poteva essere Eminem, D12, NWA, tutta musica americana di cui all'inizio neanche sapevo i testi. Poi ho cominciato ad avere. Comunque mio zio era il traduttore, quindi ho incominciato a capire di cosa parlasse e mi piaceva questa cosa. Del rap mi piaceva questa cosa che non trovavo negli altri generi musicali, ossia dire verità scomode senza mettersi tanti problemi o tanti peli sulla lingua. Perfetto. Cosa che ho sentito forse non lo so, vabbè, ci sono tanti altri artisti che non fanno rap e l'hanno fatto, però per esempio Michael Jackson, They Don't Care About Us, per esempio, mi viene in mente. Certo. Cose del genere che parlano di verità scomode che nessuno dice e invece andrebbero snocciolate. Assolutamente sì. Più. Infatti saluto anche Steve Minnei, che è stato il direttore artistico anche del contest che c'è stato da poco a Sine, dove tu hai partecipato, che mi ha pregato di, mi raccomando, gli artisti che hanno partecipato al contest, dai una precedenza per Disco Notte. Infatti stasera c'è Manuel anche perché l'ha richiesto Steve. Ciao Steve, ti saluto. Grazie Steve. Ecco, ha fatto anche una domanda, Steve. Vai, Quella, vai. dai, la leggiamo dopo, dai. La leggiamo Facciamo dopo. Beyond the Ball, Steve, e poi ti Benissimo. rispondo alla domanda, giuro. Perfetto, allora adesso partiamo con Beyond the Ball, sempre a Disco Notte. Lui è Montebello per voi. Sorprendente notare di quanta stupidità c'è nell'intelligenza e quanta intelligenza nella stupidità. Fanculo a monte, lo fa solo per i money, ma se poi non li hai dicono guerre tra poveri. Il disappunto cresce come il numero dei nomi, sì. Sul mio rap Death Notebook sventro attoniti da New Coventry come Jimmy Hopkins come il rito, Hopkins come il mito. Ops sulla traccia, spacco faccia, ortistito, dormanu da tuvumano, ti lascio ammutolito. No gangster, no sbirro, no pappa, con anno la mia faccia, stampa nuova carta, pezzi da 90. No troie, no gang, quindi pensi, non rappa. Non me ne fotte un cazzo della realness di Barabba. Stavo all'ultimo piano, in testa all'ultimo piano, prendo tutto il possibile, scappo coi soldi in mano. Niente così sacro che il denaro non possa violare, niente di così saldo che non si possa sfondare. Fanculo a monte lo fa per i money, ma se poi non li hai dicono guerre tra poveri. Il disappunto cresce come il numero dei nomi, sì. Sul mio rap Death Notebook svento attoniti. Fuck stereotipi, cazzate come gli tipi VIP. Voglio i profitti, povero vali poco e perdi in PvP. Toruk Manu, volo tra i fulmini, a flumini. Supportami con gli utili puffudini. Per non andare a picco mi muovo svelto. Robert aveva che ricco, io qua non l'ho scelto. L'articolo mi cita e non è Rolling Stones mama, è il tribunale che notifica tramite madama. No pilla, no bitcoin, no villa. Sono un diamante grezzo in mezzo al sangue e la fanghiglia. E venderei me stesso per salvare la famiglia. E con il cash non avrei perso 2 anni della vita di mia figlia. Fanculo a monte lo fa per i money, ma se poi non li hai dicono guerre tra poveri. Il disappunto cresce come il numero dei nomi, sì. Sul mio rap Death Notebook sventro attoniti. Ancora, fanculo a monte lo fa per i money, ma se poi non li hai dicono guerre tra poveri. Il disappunto cresce come il numero dei nomi, sì. Sul mio rap Death Notebook sventro attoniti. Vediamo un po' di rispondere anche a Steve. Steve, spero ti sia piaciuta. Allora, quando Manuel ascolta Montebello cantare, cosa sente dentro sé? Bella domanda, grande Steve. Allora Manuel si accorge che è un'altra personalità, nel senso si accorge del distacco, si accorge che lui può tenere il pubblico, mentre Manuel potrebbe lasciarsi andare, come dicevo prima, alle emozioni. Invece Montebello tiene le redini, poi è veramente ho proprio provato a dissociare determinate parti. E Montebello è quello che vuole stare con la gente nei live, si diverte, fa le foto e cerca di invogliare il più possibile. Manuel invece è quello un po' più
che sta per le sue, che comunque pensa più che altro alla famiglia, ad altre sfere. Ecco. Ecco, a proposito di famiglia, tu hai anche un bimbo o una bimba, se non sbaglio? Io ho 2 figli. Due figli? 2 figli, sì. Che bello! Ho iniziato presto. Sì, ho 2 figli. Così giovane. Uno è Rebecca di 12 anni e l'altro è Liam che ne ha 6. 12 anni. Allora, Salutiamo, gli possiamo spero mandare che stiano guardando. un bacione ai tuoi bimbi, che spero che siano già in ascolto, se no lo rivedranno. Questo è... Avete un grande papà, eh? Guarda, sicuramente Liam. Purtroppo, come si è sentito in 53 pagine, io mia figlia non la vedo da un po'. Non la vedo da un po', però è sempre con me. Beh, certo. Questo non lo potrà mai togliere nessuno. È qui presente. Bene. Vedi, adesso Manuel sarebbe messo a piangere. Ci credo. Mi sono scese le lacrimucce anche a me, quindi pensa un po'. Bene, io invito chi... Montebello lo frusta. Montebello dice, ma non puoi, non devi. Non devi. Ma la lacrima venne, no? Ecco, volevo ricordare agli amici che ci stanno seguendo su Twitch, se è possibile, di cliccare su abbonati al canale. Quindi se avete un abbonamento Amazon Prime, io non lo faccio mai questo discorso, però lo devo fare, perché questo è per sostenere anche con un piccolo contributo chi ha l'abbonamento ad Amazon Prime, non paga una lira, quindi è compreso nell'abbonamento, perché Twitch è la televisione di Amazon. Quindi cliccate su abbonati, vi rimanda sulla coroncina di Amazon Prime, abbonati con Amazon Prime, e da quel momento ci va un piccolo contributo che ci aiuta per far crescere questo canale. Benissimo, allora io direi di andare avanti ancora con i brani. Parliamo del prossimo brano, che è il quinto brano. Quinto brano, che è, te lo dico subito. Cerchiamo la scaletta, via. Recuperiamo da qua. Ok, abbiamo Invictus. Lo vogliamo spiegare adesso o lo vogliamo spiegare dopo? Come preferisci, se vuoi direttamente cantarlo, partiamo. Dai, e lo poi... spieghiamo dopo. Benissimo, dai, allora, signori, qui a Disco Notte, in Victus, lui è Manuel. Annunciami come si confà, non come si confà. Monte è una nuova autorità qui nel mondo rap. Non faccio freestyle ma solo strike. Una palla, 3 buchi, sdraio a terra, ten mic. Senza rit, sopra un beat, con un mic in mano. Seguo il rit, schiocco dit, termino MC Thanos. Full immersion, in studio session, attention. Cambio così spesso che sembra una compilation. Io mi trasformo in Tyson, tu trasformato Dyson. Il beat morde l'orecchio, mentre sangue nel naso. Da ragazzino senza dei, senza pace come ebrei. Mando al tappeto ballandoti attorno come Cassius Clay. Yeah, come Cassius Clay. Come Cassius Clay. Come Victus. Cassius Clay. Dai ragazzi, RCM Record. La guerra qui è puramente ludica, la mia penna non giudica, ogni preziosa è unica. So che ti alleni per sta merda finta wrestling, UFC big deal, faccio grondare i testi. Per toccarla piano metto il guanto senza tanto affatto, mescolo le carte, non sono artefatto, sono fatto d'arte. Occhio del secolo, Manuel, Besson, Henry, Cartier, il Van Dyck del Mic, dal Cindy Street. Rifaccio la Mona Lisa al burro di arachidi, Vic Muniz. Faccio hip hop art per sti pop hunting, non per top shot, solo per rimpolparmi. Siamo sempre noi, sempre veri, ragazzi dei palazzi con palazzi di pensieri, squattrinati in scantinati, buste di problemi, nati bomber, tutti bomber senza barba, bobovieri. Cercasi compensi, è solo la bellega, se tu scemo non ci pensi. Non mi interessa la puta che mi punta, il suo interesse è fake, come una panettiera con la spunta. Chi ti tocca non mi dire, la tua tipa si ritocca nelle foto, le può uscire. La mia tipa TikTok la ritocco per uscire. Tutto scorre solo la clito se si parla in divenire. Sono predisposto a non avere preconcetti. Arrivo da un posto in cui non nascono prediletti. I ministri del tuo roster sono solo degli inetti. Schillacci, Salvini, Tajani, Giorgetti. Si legge Roy, si scrive Reus. Marra mangia figli suoi ma questa ve la scrive Zeus. Non ho smesso di credere nemmeno quando babbo ha avuto l'ictus. Lo sono per davvero, tu solo il profumo Invictus. Benissimo, grande Manuel. Abbiamo Gigi Magia su Twitch che ci saluta. Ciao Gigi! Ciao carissimo, come stai? Tutto bene? Raccontaci qualcosa. Allora, Gigi è stato l'organizzatore del contest che c'è stato a Sinai, un bellissimo contest che ha visto tanti giovani. Raccontaci qualcosa tu.
Allora, naturalmente io, non Gigi. No, è stato un bel contest. La sera c'era un freddo cane, assurdo. Sì, c'era freddo, è vero. Però dai, ci siamo trovati bene comunque. Abbiamo portato Audio, che è un pezzo che farò stasera. Avevo anche la mia compagna Sara, che è venuta a ballare per la serata. E quindi ci siamo presentati, io cantavo, lei ballava, è stata una bella cosa, ripeto, a parte il freddo. Il giorno c'era un vento assurdo e c'era freddo nonostante fossimo già cos'era, il mese scorso? Eh sì, però ci siamo già in riscaldati estate. con la musica, ecco. Ci siamo scaldati con la musica, esatto. Bene, ecco, se vuoi puoi centrarti un pochettino più sulla panca, che così ti vedo meglio. Qua. Perfetto, la Eccomi grande, qua, la grande. eccomi Bene, Gigi scrive: vi voglio bene, tutto bene, voi tutto bene, Gigi, alla grande. Stiamo qui facendo disco notte e diamo precedenza ai ragazzi che sono stati ospiti del vostro contest, quindi dei Cassart, di Steve Minnei con Intrecci d'arte, insomma, e quindi diamo spazio e visibilità anche con RCM Records, con questa bella diretta. Bene, quindi mi dovevi parlare di questo brano. Allora, Invictus. Sì. Invictus, a parte che ha una base sempre di Trismegiglio, soprattutto avrei voluto dire anche tutti gli altri, però purtroppo allora, se non sbaglio anche hanno partecipato a Crescere Impazzire, Sabius. Questa base invece è sempre di Trismegiglio, lo stesso, che salutiamo Sabius. Niente, questa base mi piaceva molto perché era bella anni 90, Certo. bella, quindi non potevo non farci un pezzo schietto, diretto, che parlasse un po' di me. Ripeto, anche un po', mi piacciono i pezzi autocelebrativi, non tutti così naturalmente, perché comunque ci sta a farli, ma ci sta anche potersi raccontare all'interno dei propri pezzi. Però volevo fare qualcosa di diretto e soprattutto qualcosa senza un ritornello, che è la cosa che mi piaceva di più di questa base, che non abbiamo pensato a un ritornello. Perlomeno l'abbiamo pensato, lo mettiamo, non lo mettiamo, alla fine non l'abbiamo messo perché era bella cruda così. Ecco, quando componi, di solito hai un home studio in casa tua per iniziare, oppure vai direttamente in studio? Allora, per quanto riguarda le basi, mi faccio sempre aiutare, come ti dicevo, da tutti gli amici producer, quindi io partecipo alla musica nel momento in cui c'è già qualcosa sotto, nel senso già qualcosa di creato, e allora poi magari uniamo le forze, io scrivo e tagliamo dove serve, aggiungiamo qualche altro passaggio, aggiungiamo qualche altra cosa, ma diciamo che la musica ci pensano loro. Benissimo. Poi ripeto, do il mio perché mi piace, Certo. che ci sia sempre un po' del mio. Certo, e io invito anche gli amici producer, i tuoi amici producer, che se vogliono venire qui per un'intervista, RCM mette in condivisione tutti quelli che sono i produttori, quelli che sono gli studi di registrazione, le sale prove, i manager, i produttori artistici, i cantanti, i musicisti, i turnisti, quindi è per tutti. Disco Notte è proprio la vetrina dove oltre l'intervista c'è anche la parte dell'esibizione dal vivo, come state vedendo stasera, ma ci sono anche, per esempio, un producer che non fa esibizione, ma lui produce musica, può venire e fare una bella intervista e pubblicizzare la sua arte, che è quella di produzione, che così poi vi possiamo cercare, ragazzi, dai. Esatto. Perfetto, allora passiamo subito al sesto brano e poi ce lo presenti. Cosa ne pensi? Sesto brano, Matrix. Benissimo. Penso che si presenti da solo. Perfetto, quindi a Disco Notte Montebello con Matrix. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal Matrix. TV or no TV, that's the question. Shakespeare, scusa, ci siamo arrivati a questo. La macchina pensa per l'uomo, assembla schiavi del decoro, altera a male ogni forma, bestie da lavoro. 16-16, ammetto che è tutto identico. Il ritardo della legge, pestilenza, il tarlo amletico. Le care
militari sono solo più insolenti, fanno i soldi reali sopra il sangue dei pazienti. Scollate i vostri bimbi dai tablet, la rete non ha target, legati tra le trame, li divora il ragno che c'ha sempre fame. Il loro sistema centrale lasciato in preda degli hacker. Pillola blu o pillola rossa, cosa scegli tu? Io sapevo la risposta. È tutto un déjà vu, questa storia si riposta, ma ora che c'è il focus l'attenzione non si sposta. Pillola blu o pillola rossa, cosa scegli tu? Io sapevo la risposta. È tutto un déjà vu, questa storia si riposta, ma ora che c'è il focus l'attenzione non si sposta. Guardo oltre gli ingrammi, la testa è tutto vuoto, il libro nel vuoto, in mezzo a un mare di programmi. Ci sono campi sterminati, dove gli uomini non nascono, vengono coltivati. Il sistema scolastico non ha destra a pensare, ti ha reso uno spastico che non sa dove andare. I veri genitori non danno solo dei geni, trasmettono anche valori tramite azione e pensieri. La verità è che la matrice è una prigione, senza sbarre, senza odura, senza un odore. Prigione per chi non ama, non vive, non sente. Fottuta prigione per chi ha messo in off la sua mente. Pillola blu o pillola rossa, cosa scegli tu? Io sapevo la risposta. È tutto un déjà vu, questa storia si riposta, ma ora che c'è il focus l'attenzione non si sposta. Pillola blu o pillola rossa, cosa scegli tu? Io sapevo la risposta. È tutto un déjà vu, questa storia si riposta, ma ora che c'è il focus l'attenzione non si sposta. Sposta. Pillola rossa, pillola rossa. Scappa dal Matrix. Questa canzone Scappa dal Matrix. Scappa dal Matrix. Scappa dal Matrix, sì. Ecco qua. È il programma. Certo. Manuel, allora andiamo avanti con la nota. Io ecco, mi hai fatto venire anche sette, anche io voglio bere adesso, vai. Raccontami ancora qualcosa di te. Allora, ti racconto di Matrix? Sì, molto volentieri. Scusate, non sto facendo pubblicità. Allora, raccontiamo di Matrix. Matrix è un film che, come penso a tante altre persone, ha toccato determinate corde in me, perché ci rivedo determinate cose. Naturalmente il mondo cinematografico, la trasposizione cinematografica è differente dalla nostra realtà, però diciamo che secondo me c'è tanta verità in tutto quello che viene portato. Il fatto della programmazione, il fatto che molte persone non siano libere. Certo. Ma libere non è inteso da catene, ma proprio da determinati indottrinamenti fatti da scuole, fatti da telegiornali, politica, tutto quel minestrone che ci dobbiamo assorbire. Se non sei schermato bene, purtroppo ci vai sotto. Certo, c'è anche qualche altra domanda su YouTube, magari Allora. se la leggi. Ragazzi, vi posso chiedere per favore di riscrivermela, perché questo... Allora aspetta, vediamo se riesco ad Guarda un po' se riesci a avvicinarmi vederla, io. Mauri, perché... Allora, Antonio scrive, il tuo cantante o artista preferito? Allora Antonio, se parliamo di rap italiano, sicuramente mi piace molto Marrakesh, mi piacciono molto i Dogo, mi piace molto Ernia. Comunque tutta quella parte di rap che è molto, molto lirico ed è molto attaccato ai testi. Night, comunque tutte persone che Caparezza, tutte Certo. persone che dicono qualcosa all'interno dei loro testi, ma ce ne sono tantissime. Salmo, c'è Nitro, non sto facendo qua, diciamo che però quello che in Italia in cui mi ritrovo in molti dei suoi pezzi è Marrakesh. Benissimo. E questo mi piace molto. Sempre Antonio scrive, fai prima il testo o cerchi prima il beat? Allora, dipende. Ci sono volte in cui cerco il beat, in cui mi trova il beat, e a volte invece scrivo prima il testo. Però ripeto, io ho questa cosa che magari in un momento della giornata in cui sto facendo tutt'altro sto pensando alle rime, perché comunque occupano molti dei miei pensieri le rime, quindi
quando sento di aver scritto, cioè di aver pensato qualcosa che mi piace fermarmi, se posso naturalmente, a meno che non sia a 130 sulla statale, però se posso fermarmi e scriverlo lo faccio, perché così posso recuperarlo in un altro momento. Poi ci sono anche quei testi in cui invece magari anche forse più le collabo, per le collabo magari ci si rincontra e si sente alla base tutti insieme e si pensa a cosa Certo. scrivere, allora lì viene fuori sul momento così. Però diciamo in vari modi. Grazie per la domanda. Su Twitch, sempre Gigi Magia scrive: volevo chiederti quali sono i tuoi artisti preferiti, e l'ha detto, o quali prendi ispirazione. Poi un'altra domanda: cosa ne pensi della nuova scena tra trapper e rapper italiani? E se c'è qualche artista sardo che pensi forte? Allora, io partecipo molto spesso al Bars of Fury. È una realtà dove siamo in tanti, emergenti, ci sono dei ragazzi che valgono, e penso che dovremmo dare più peso a questa cosa, un po' tutti quanti, anche perché comunque è un momento, poi a prescindere che ti possa piacere o no il genere. Ok, magari puoi sentire trap e non ti piace la trap, però quel ragazzo ha qualcosa di particolare da dire. O magari ascolti me, non ti piace il rap, però quel determinato tipo di testo ti ha toccato. Certo. Alla fine sono emozioni, sono parole, sono cose che possono arrivare veramente a tutti, e quindi sempre meglio secondo me dare un'opportunità. Poi non solo alle persone che hanno già un grande seguito. Molte volte ci sono persone nascoste sotto le 1000 visualizzazioni che hanno qualcosa da dire, magari qualcosa di veramente importante e bello da sentire. Infatti Disco Notte è proprio alla caccia di queste persone, perché è dedicato per gli ultimi, cioè per chi non ha spazio, chi non ha visibilità. Si paga per tutto, si paga per avere le interviste, cioè impressionante, signori, si paga per essere intervistati, ma già uno spende tanti soldi per fare la produzione, in più deve anche pagare per essere intervistato. Ecco, io sono contro completamente questa cosa, quindi qua gli artisti vengono gratuitamente, fanno Disco Notte e non devono pagare assolutamente una lira. Bene, e a proposito di questo vi dico, sosteneteci non con una donazione, con l'abbonamento Amazon Prime. Tanto ce l'avete già compreso, è sufficiente che cliccate su abbonati con Prime, e automaticamente, questo su Twitch, ci va qualche spicciolo per poter tirare avanti e mandare avanti anche questo brigante che è questo studio mobile. Giusto. Bene. Bellissimo, Allora, complimenti. grazie caro. Una dritta. Ecco, come ti trovi stasera qui, Manuel? Ti senti a casa? Ti senti a disagio? Cioè, raccontami No, un pochettino, assolutamente, proprio mi sento- spontaneo, perché io so Sì, che sì. i rapper voi siete molto diretti, non dovete... Io questo non faccio eccezione. tu non fai sviolinate, quindi... No, mi trovo molto bene. È particolare perché è la prima volta che mi trovo a fare pezzi davanti alla telecamera senza un pubblico. Senza un pubblico. Però mi trovo bene, è una bella situazione. Poi ci siamo trovati da subito. Mi ha fatto mettere subito a mio agio. Questo quindi... è bello. Questo è Grazie, bello. Grazie a te, veramente. grazie a te per essere qui stasera. Bene, allora io direi che possiamo passare al prossimo brano, che mi sa che è l'8º. O il se non settimo. sbaglio è il settimo. Settimo, scusa. Settimo, che ci tengo a parlarne prima di Perfetto, questo, vai. magari le persone poi capiscono male. Certo. Allora, si chiama ACAB. Ok. Quindi per chi sapesse cosa vuol dire ACAB, vuol dire All Cops Are Bastard. Ok, ma non era intesa per tutti i poliziotti questa canzone. Ok. C'è stato un periodo in cui c'era un cantante, un poliziotto che faceva rime. Ok, e quindi pensava di essere un rapper. Si chiama un poliziotto qualunque, una cosa del genere. Ok. Uno sbirro qualunque. Lui si definisce sbirro qualunque. Ok. E niente, quando l'ho sentito, siccome sono del parere che tutti possiamo fare cioè la musica, ok, nulla da dire. Però utilizzare la maglia della polizia, te col passamontagna, sono tutte cose che a me stridevano. Da lì è nato il dissing subito. La prima cosa che ho fatto è detto, vabbè, devo andare in studio, scrivere un paio di cose, al quale poi non ha neanche mai risposto, perché probabilmente o si sente superiore o non sa cosa rispondere.
Spero gli arrivi prima o poi. O comunque se lo ricordi. E niente, è nato questo dissing. Perdonatemi se qualcosa verrà così, perché veramente si parla di 6-7 anni fa. E questo è ACAB. Benissimo, allora pronti a Disco Notte. ACAB, lui è Manuel Montebello. Arma corrotta, arma bastarda col passamontagna Maranza. Gente codarda, non mostri il viso per la vergogna. Non è il 5 novembre ma è pronta la bomba. Il rap roba non mai te lo cuccia. Militi ne sette infami, termino super tipo Billy Butcher. Minuscolo e homo come termite, MC Bertuccia, io dinamite. Non sei un killer nella scena ma sei quello che nella scena lo ciuccia. ACAB, 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 ACAB. Sei lo sbirro che si complimenta con Jake, ti si mangia in un take. Sotto la maschera impavido sima di nickname come Carbrave. La giustizia è morta nel 92, quindi per me gli sbirri sono di due tipi: bastardi incorrotti e quelli che soggiacciono a gerarchie di falliti. Sei uno sbirro qualunque, aspetta che vengo al dunque. Spero che ci dia un taglio come col veleno mestiere qualunque. Smetti pure col rap perché ti si beve Pilsner Urkel. Se finisci in galera a te fare la puta col purca, una purga nel burger. È lo stato che servi che ci leva il cibo di bocca. Chi capisce lo slang leva, mica ti ascolta, se te ti blocca. Ma festata a braccette insieme come al bagno sempre le due amiche sceme. Non hai mai sentito ste rime oppure fingi perché ti conviene. Ti piace riempirti la bocca con cazzi di cui non sai proprio la storia. Sta roba da noia, il lavoro ce l'hai, quindi zitta e lavora a troia. Legal bitch, vivi l'illusione, requiem for a dream col paraocchi. Attenzione da ciò che sento nel gioco, non sei un cavallo da competizione. Per te lo Stato difende i più deboli e condanna potenti onorevoli. La verità, credimi, non devi negarla perché è il silenzio dei colpevoli. Per darti contro mille motivi, tipo col commesso del compro oro. Se vinsi ci passero tutti i fucili, starò insieme a Marra mentre la sapporo. ACAB, 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 ACAB. ACAB. Citazioni Caparezza, Marrakesh, Gue Pequeño. ACAB, da RCM Record. Dai sceriffo, lascia stare noi. Prendi il cavallo e vattene, datti a bonsai, fai l'uncinetto. Rapville si autogestisce, non ha leggi scritte. E il rispetto si guadagna, non si indossa. Go, go, peace and go. Cub, cub, peace and go. Cub, cub, peace and go. Cub, peace and go, go. Sì, non l'avevo presa bene. Bellissimo. Scusatemi ancora perché veramente in live non lo facevo da una vita, me la sono recuperata. Ma questo è il bellissimo Il bello della diretta, ma veramente non è un modo di dire. Qua non si deve essere perfetti. Quando uno fa un live, una diretta, soprattutto senza trucchi, senza inganni, senza preparazione, perché stasera è venuto, ha cantato un paio di pezzi giusto per fare i suoni, per sentire un po' il microfono, per ambientarsi, vero Manuel? Cioè non c'è nulla di preparato, perché deve essere tutto spontaneo, ecco. Tutto al volo, tutto a braccio. Tutto al volo, ci piace. esatto, non ci siamo manco scritti domande, risposte, cioè deve essere così, una serata tra amici in un salotto dove si chiacchiera. E tra una chiacchiera e l'altra si fa un brano. Quindi si può sbagliare, si può fare qualsiasi cosa, perché questo è Disco Notte, cioè la spontaneità. Tanto quello che conta poi alla fine sono i pezzi, sono quello che c'è nel cuore di quest'artista che vi sta deliziando stanotte. Non è poco, è un grande regalo che ci sta facendo a tutti, a me personalmente e a tutti voi che state seguendo da casa e anche a tutti quelli che ci seguiranno ai posteri. Bene Manuel, allora siamo alle 22:31, siamo un'ora in diretta e c'è volata. Ci siamo quasi, C'è volata e ci siamo quasi. E stiamo andando verso la fine, verso l'ultimo, cioè siamo nel penultimo brano. Quindi poi prima dell'ultimo brano passiamo anche ai saluti, ecco, quindi siamo all'ottavo, all'ottavo, sì. L'ottavo. Se poi vuoi parlare di qualcosa di particolare che magari non ti ho chiesto o la chat non ti ha chiesto, hai il microfono libero perché questa è la tua serata. Allora, seguitemi tutti su tutti i canali, ragazzi, che sia social, che sia YouTube, Spotify, certo. Sono ovunque. Montebello oppure Montebello Manuel, dipende, perché in alcuni casi purtroppo era già stato usato il nickname.
Però Montebello ci piaceva troppo. Montebello non è un nome Ecco, come hai scelto Montebello? Per vantarmi. Ecco, possiamo parlare di questo, come hai scelto Montebello? Allora, Montebello nasce dal fatto che quando mi sono approcciato alla musica rap avevo una guerra dentro. E quindi nasce da lì ed nasce dal latino, è Montis Bellum, è il monte della guerra. Ecco perché Montebello. Molti dicono, ma perché ti va? Cioè, ti piaci come sei, quindi Montebello? Invece no. Solamente perché mi piaceva questo accostamento e in quel momento, quando ho iniziato, secondo me era il nome più azzeccato per me. Bellissimo, bellissimo, è veramente un bel nome pieno di significato, perché la guerra che a volte in certi periodi sta dentro l'essere umano è impressionante, specialmente quando si è giovani. Io mi ricordo quando ero giovane, avevo queste guerre impressionanti e gli anziani mi dicevano ma sei giovane, ma cosa sarà, ma qua, ma là. Ma ragazzi, ma quando si è giovani uno ha delle guerre impressionanti dentro di sé che non capisce ancora come si evolverà, quali saranno le strade che deve prendere, quindi le peripezie della vita, pensa che il mondo sia tutto bello e poi nascono i primi dolori. Ecco, dentro si creano delle guerre pazzesche. Sto sbagliando, Manuel, anche se si è giovane. Ecco, quindi bene, allora bisogna crescere, non impazzire. Non impazzire. Ricordiamocelo. Bravo, questo è un bellissimo messaggio che tu puoi dare a tutti. Parliamo del nono brano. Allora, siamo all'ottavo. L'ottavo. Scusa se mi senti corretto. L'ottavo, no, correggimi. Siamo all'ottavo ed è audio. Perfetto. Intanto ho fatto partire anche una diretta su Instagram. Ah, benissimo, benissimo. Siamo qua, la mettiamo. Perfetto. Riprenda, non vedo bene. Benissimo. Via. Perfetto, partiamo con l'ottavo brano. Montebello a Disco Notte. Dai, continuate con le domande, raga, siamo pronti, Ho conosciuto questa tipa che fa la PR, 7 shot di tequila in tutta di pelle. È iniziata con una gita e qualche DM, adesso è la mia preferita. Ho le mani nelle tette maride, stappo notti magiche. Pussy Giappo sembra uscita da un bell'anime. Hocus pocus, assetto il focus, sogno una lotus. Mangiavo lotus sopra una focus, su una pescara insieme a Chapman. E nel back parla di Mila mi sa mira ad essere schiacciata. Neofita, come abbraccio una dottrina. Orgasmi in rima, baby, ogni amplesso è una dozzina. Come Michela Murgia non mi faccio tante pare, quindi ciuccia, ricordami come ti pare. Non cerco senso zio, un refuso agli occhi di Dio penso possa avere sempre un senso. Cercavo amore fuori ma l'amore cos'è? Io sono passionale, non conosco il controllo. Tra 1000 volti vuoti poi ho trovato te. Il colpo ho smesso di cercare dove l'imbroglio. Cercavo amore fuori ma l'amore cos'è? Io sono passionale, non conosco il controllo. Tra 1000 volti vuoti poi ho trovato te. Il colpo ho smesso di cercare dove l'imbroglio. Se vi piace questa roba fate la sua lingua ma l'ha letto per un già. Morena per lei, dai per Sanda. 4 braccia, monte maccia. Ho shootato lo sceriffo, ma l'amore può salvarci. Ti voglio mia, io califo sex fino a consumarci. No baby, no too much, tu baciami alla fine del mondo, finché caleranno gli angeli. Cercavo amore fuori, ma l'amore cos'è? Io sono passionale, non conosco il controllo. Tra 1000 volti vuoti poi ho trovato te. Di colpo ho smesso di cercare dove l'imbroglio. Cercavo amore fuori, ma l'amore cos'è? Io sono passionale, non conosco il controllo. Tra 1000 volti vuoti poi ho trovato te. Di colpo ho smesso di cercare dove l'imbroglio. Cercavo amore fuori ma l'amore cos'è? Io sono passionale, non conosco il controllo. Tra 1000 volti vuoti poi ho trovato te. Di colpo ho smesso di cercare dove l'imbroglio. Grande, grandissimo Manuel Montebello, questa sera a Disco Notte che ci sta deliziando benissimo. Siamo tornati su 22:36. Wow. Vediamo se c'è qualcuno che ha scritto ancora in chat. Non Vediamo lo so. Un po', allora, aspetta. Vediamo un pochetto. No, ancora no. Qua ancora no. su YouTube no. Vediamo un po' su Twitch. Raga, domande, dai ragazzi, qualsiasi cosa, siamo qui. Rispondiamo a tutto. Siamo qui per non questo. abbiate vergogna. Bene, ecco. Non devo rispondere io, cazzo me ne frega. Allora, parliamo delle esibizioni che fai sui palcoscenici. Ecco, com'è l'adrenalina prima di entrare oppure quando entri? Come avviene? Cioè, che emozione si prova? Se puoi descriverla. Descrivere proprio le emozioni. Allora, l'emozione
non si può descrivere. L'emozione è una voce, diceva, no? Ah. Un altro cantante. Certo. Non si può descrivere, ma è un'emozione positiva, devo essere sincero, perché come ti dicevo prima, io non ho problemi per quanto riguarda il pubblico. Ok. Magari c'è sempre l'ansia di poter fare bene al 100% il pezzo e non farsi prendere dalla foga, che a volte capita anche quello, magari metti più voce, più aria Certo. in un pezzo e non riesci a completarlo del tutto. Comunque sia, sono tutte cose che poi man mano che vai avanti riesci a delineare meglio. Però diciamo, ripeto, che non c'è paura, cioè più che altro è proprio la voglia di salire il prima possibile. Bello, bello, bello. La voglia bello. di poter arrivare a più persone possibile, e quindi è bellissimo poi quando il pubblico ti risponde. A me è capitato anche no, quest'anno stesso, mi sa che ho aperto il concerto di Papà Via all'Opera. Ah, Il target, diciamo, delle mie canzoni è differente dal suo target. ecco. Ho portato quello che poteva essere più, diciamo, più abbordabile, perché comunque sia, non tutti ascoltiamo lo stesso tipo di cose. Certo. Però è stato molto bello perché c'è stata una bella risposta da ragazzi anche piccolissimi che hanno proprio seguito il testo e sono stati, cioè, lì sono partito io forse con un po' troppo, come si dice, un po' troppo prevenuto. Ok. Pensavo che magari non dessero così tanta importanza al testo, invece gente attentissima, cioè, gente che poi ha voluto, cioè ragazzi hanno voluto fare foto, sono complimentati e questo fa sempre Mi piacere. raccomando, dopo voglio fare una foto io cioè, insieme, Ci perché mancherebbe. dobbiamo immortalare questa Ci serata mancherebbe. qua a Disco Notte, oggi che è il 17 giugno 2026 e abbiamo 29 gradi in questo Sì, momento. si sta l'unica coperta, non volevo dirlo, troppo pezzo. Sì, sì, sì. Quindi purtroppo abbiamo dovuto spegnere l'aria condizionata perché se non rientrava nei microfoni, ma questo è il bello, continuiamo a dire, il bello della diretta. Bene, abbiamo ancora due brani e parliamo del nono brano. Allora, come nono brano abbiamo Normale. Normale è l'ultimo pezzo che ho fatto uscire, ed è un gioco di parole anche lì perché è Nor tra parentesi male, Ecco, perché è una riflessione su tutte quelle cose che in questo periodo ci stanno ci hanno fatto normalizzare con gli anni, ok. però secondo me non fanno parte dell'essere umano, anzi ci stanno disumanizzando ancora di più. Ecco, Ci stanno mettendo gli uni contro gli altri per stupidaggini che secondo me non dovrebbero esistere nel 2026, però certo, alla fine sono delle stupidaggini, ma sono delle cose serie, delle cose sono gravi. sono cose serie, ma nella maggior parte dei casi sono anche, diciamo, ingigantite per Ecco. poter diventare serie, per poter mettere più persone gli uni contro gli altri, Certo. ma anche per stupidaggini, cioè, non so se ti capita mai, veramente ormai sta diventando, cioè, leggi quello che dice, boh, non so, io sono vegano, Certo, per dire, adesso certo. ne prendo una a cacchio. Sì, 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 Io sì. sono vegano e la carne non si deve mangiare. Sì, sì, sì. Allora, io sono del parere che tu puoi fare il cacchio che vuoi, Sì, sì. ma non puoi dire agli altri cosa fare. Cioè, Poi che ci sia una filiera della carne che andrebbe controllata, per e carità. ci sia uno sfruttamento maggiore delle risorse e uno O spreco, anche degli animali. Cioè, uno spreco sì, maggiore, sì, sì, esatto. sì. Certo. Cioè, Ma- questo sicuramente è un problema da affrontare. Sì, ma ho sentito gente che addirittura in un supermercato in America c'era un tipo che acquistava una bistecca, l'ha inseguito e l'ha picchiato perché ha comprato. Vedi, poi, Cioè, se arriva all'esagerazione, ma stiamo scherzando, dove stiamo arrivando? Poi purtroppo succedono queste cose. Beh, adesso ma io vedo anche proprio per problemi anche proprio banali, non lo so, cioè veramente gente che non guarda determinati programmi, che attacca gente che non guarda, cioè io non guardo TV per esempio, Certo.
Quindi Certo. domani romperanno il cazzo tutti quanti, devi guardare Siamo in tutti due. i programmi. Siamo in due. A me non interessa, non interessa Assolutamente. guardare determinati programmi. Se voglio guardarmi un film, cosa che faccio perché mi piacciono i film ben Certo. fatti, ma anche quelli fatti male, perché devo essere sincero, perché poi sai che ci sono quei film Sì. che fanno il giro, fanno Sì, talmente sì. cagare che poi diventano Sì. belli, ti Sì. ricordi e magari ti diverti pure. Sì. E quindi Ma- mi piace un po' tutto, diciamo che non sto lì a dire. Poi Certo. sono di quelli che se inizia, per esempio adesso un film, una canzone, arriva fino alla fine. Può non piacermi dall'inizio, devo essere sincero, però voglio vedere come finisce. Assolutamente sì. E poi chi crea non ha tempo da perdere a guardare programmi stupidi in televisione. No, esatto. Ce ne sono alcuni che veramente neanche citiamo, che sappiamo tutti. Antonio Sono proprio- Official scrive: Uè brother! Ciao brother, fammi una domanda anche tu, dai. Eccoci qua. Allora, se c'hai la domanda, Antonio, falla subito perché sennò passiamo al nono brano che è Normale. normale. Benissimo. Allora, Andiamo? sì, amici. Antonio, aspettiamo la tua domanda dopo. Benissimo, amici del canale RCM, qui a Disco Notte, Montebello, Manuel che ci canta Normale. State lì a parlare, ma voi non sapete chi sono, Non sapete chi siete voi stessi. voi stessi, ma per voi tanto. È tutto normale. Vi vedo strisciare e parlare alle spalle, sento sibilare. Vi devo mollare, brillare, spaccare, mi viene naturale. Vedervi bruciare non sarebbe male. Ho preso nota di quello che conta, notare e contare, questo che vale. Insomma, pure calcolando la flotta, valete zero, ecco la somma. Siete bambini ma senza la fotta, dei brigantini ma senza la rotta. Scotta, ho un flow che arriva come una botta. A terra ti uccide, ti piscia la tomba, la butto nel culo di sta vita ingorda. Mamma, sono cazzo di Peter Pan, manco la carta dell'Hyperpan. Se voglio qualcosa sono già là, sto sorvolando questa città. Umano corrotto, voglio un confronto. Se ragionate nel modo contorto finisce che dopo guardate sto mondo. Sì, ma da sotto, questo è solo uno sfogo. Torneranno i pensieri felici, vedo fallire tutti i miei nemici. I loro volti sono cicatrici, non capirò mai ciò che fate. Bassa scadenza, vedo le date, ma in fondo, per voi, qui è tutto normale. Vi vedo strisciare e parlare alle spalle, sento sibilare. Vi devo mollare, brillare, spaccare, mi viene naturale. Vederti bruciare non sarebbe male. Ho preso nota di quello che conta, notare e contare, questo che vale. È tutto normale, Dai, è tutto normale. È tutto normale, male, 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 male. Velocissimo, questo brano Wow. è veramente incredibile. Manuel, ecco, raccontiamo un pochettino ancora qualcosa sul normale, ecco. Allora, Quando l'hai incisa, ecco. Normale, ripeto, è l'ultimo pezzo che è uscito e se non sbaglio è uscito un mese fa. Ecco. Un mese fa, una cosa del genere. Ripeto, avevo volevo dire determinate cose, oltretutto non solo verso lo Stato ma anche verso le persone, Ok. che come si sente nel ritornello, vi vedo strisciare e parlare alle spalle, sento sibilare. Purtroppo mi è capitato che, ma anche nei vari posti di lavoro, c'è questa cosa che ormai si fanno le veci del capo. Ma, allora, del capo penso che sia giusto nel momento in cui Si hanno delle si hanno delle responsabilità. responsabilità e si voglia fare il meglio per l'azienda. Certo, Diverso è quando però il responsabile, magari mettiamo una figura che tra diciamo i dipendenti e il capo, ok. responsabile dovrebbe anche fare le veci dei dipendenti, ok? Per Chiaro. determinate cose dovrebbe tutelarli. Invece, per quanto a volte ci siano anche delle situazioni, ho fatto veramente tanti lavori e quindi ci sono delle situazioni in cui magari si schierano invece che giustamente dalla parte dei dipendenti e magari loro potrebbero avere voce in capitolo sulla cosa, invece fanno le veci del capo che magari a volte paradossalmente possono essere anche cose come non mangiare, Certo. come non andare in bagno. Certo. In determinati momenti, come se non fossimo esseri umani, non avessimo una fisiologia da seguire, come se non avessimo determinati stimoli.
Chiaro, diciamo che stiamo arrivando alla conclusione di questo disco note e mi dispiace perché avrei voluto che continuasse ancora per un'oretta, Bella, perché dai, è ci piacevole. rivediamo fra un po'. Ci Sì, rivediamo, dai. poi io ti rinvito quando tu avrai altri Volentieri. brani, altre cose, ricordati che questo Brigante, questo Camperino Studio è casa tua, perché Grazie questa mille. è la casa degli artisti. Pensa che quando tu hai visto adesso le rovine della RCM, prima tu non hai conosciuto l'RCM quando era in funzione, lì era veramente un bello studietto, che era la mia sala prove, che io ho messo a disposizione per tutti gli artisti. Ha preso fuoco e quindi non abbiamo più quello spazio, perché era un bello spazio, poi tutta l'attrezzatura montata, batteria, c'erano tutti gli strumenti, quindi venivano gli artisti e trovavano un ambiente accogliente, ecco. È molto più complicato farlo oggi, perché vedi, tu l'hai potuto fare perché sei un rapper singolo, quindi qua ci stai, ma tu immaginati 5 elementi, qua non potremmo starci assolutamente. Quindi questo Brigante dovrà viaggiare e andare in qualche sala prove, in qualche studio. L'altro giorno ho fatto una live in un molo al mare, proprio in una piattaforma di fronte al mare. Sono arrivato col camper, abbiamo piazzato le telecamere, è stata una figata solenne, troppo bella. Quindi dobbiamo cercarci anche delle location, quindi è tutto più complicato rispetto a prima, però sappiate che l'RCM Quando le cose si vogliono fare si fanno. si fanno. Senza E- problemi. e questa, credetemi, è casa vostra, quindi gli artisti qua non devono dire sto andando, mi sta ospitando, no, questo non è un'ospitata, questa è proprio casa tua, quindi casa di Manuel, casa di tanti artisti Veramente grazie. che vorranno venire qui e ogni volta che hanno qualcosa di nuovo, anche con una singola intervista, se non possiamo vederci di persona anche online, è uscito il nuovo brano di Manuel, perfetto, e noi lo pubblicizziamo subito, perché questa condivisione io ci tengo tantissimo. Artisti, ascoltateci, condividete. Ascoltatevi anche. E ascoltatevi soprattutto, perché molte volte dici, io l'erba del vicino, no, non la voglio. No, dobbiamo fare condivisione, è una scemenza. Ma poi la musica no, veramente non siamo panettieri. Esatto. Nel senso non compri da me e poi finisce lì. Esatto. Ci sono un sacco di momenti all'interno delle giornate, non nella vita, delle giornate in cui abbiamo un sacco di emozioni differenti e un sacco di sfumature di canzoni da poter utilizzare per poter stare meglio. Chiaro. Posso farle io come può farle non lo so, adesso mi viene in mente Big Lines, perché oltretutto ne approfitto perché venerdì sul mio canale Instagram uscirà il nuovo video, che è uno featuring insieme a Big Lines, proprio prodotto da Odyssey. Ci hanno aiutato anche Winnie per quanto riguarda il video e ci ha aiutato anche End Dead Skills per quanto riguarda la grafica. Quindi ringrazio tutti quanti e vi invito ad andare a vedere sul canale sia YouTube sia su Instagram. Ecco, c'è una bella domanda. Mi sembra che la ponga Giglio The Joker. Vai. Allora, cosa ne pensi dell'impatto che l'intelligenza artificiale ha e avrà sull'arte? Allora, Bella domanda. Non è che non sono d'accordo per quanto riguarda l'implementazione dell'arte, ossia se una cosa ha già valore è giusto che poter utilizzare l'intelligenza artificiale come strumento per poterla valorizzare. Come mezzo. Questo lo apprezzo. Diverso è quando ti fai scrivere il pezzo dall'intelligenza artificiale. Questo o la musica da zero all'intelligenza artificiale, perché questo leva l'anima all'arte, che penso che sia fondamentale per chiamarla arte. Certo. Può essere un bellissimo disegno fatto dall'intelligenza artificiale, ma non avrà mai quella luce in più. Quella non lo so, chiamiamola luce divina, chiamatela come volete, non so di cosa siete credenti, però penso che possa essere veramente un bel decoro, ok? Bene. Però non possa essere una bella cornice, ma mai un quadro. Benissimo. Okay, sei stato chiarissimo, perché non c'è altro da dire che questo, cioè veramente è a servizio dell'uomo, non essere noi. Matrix l'avrei scritta per un cazzo. Benissimo. Grazie Andrea. Abbiamo un ultimo pezzo.
ne parliamo pezzo. prima e poi... Ne parliamo prima? Dai, Come- ne parliamo prima. ne parliamo Parliamo prima. prima allora, l'ultimo pezzo parla di un amore che ha subito un arresto, più che un arresto una pausa, però di un amore forte, di un amore che non si fa frenare da nulla, neanche dalle peggiori cose, ok? E per quanto siano diversi i due protagonisti della canzone, comunque sono legati da quel filo rosso, no? E quindi riescono ad andare oltre tutto quanto. Vorrei che lo ascoltaste, poi ne ascoltaste e poi ne riparliamo anche, dai. Benissimo, allora siamo pronti. Questo è un inedito, ragazzi. Ecco. L'unico che vi ho fatto stasera che ancora non è uscito. E Benissimo. uscirà il mese prossimo, quindi ve lo faccio inedito qua a RCA. In anteprima. Ricordatevi, tutto in diretta, non c'è playback. ragazzi, quindi- In anteprima al Disco Notte Manuel Montebello. E lo so, siamo diverse, questo è il problema minore. Se litighiamo voglio far sesso, tu invece l'amore. Se esco non ho dress code, tu ci passi le ore. E tutto questo con il tempo è diventato un copione. E forse tu hai ragione, non mi fido delle donne, questo è atroce. Sto zitto mentre tu perdi la voce. Sorrido e resto dritto come Cristo sulla croce. Del resto anche mia madre mi ha espresso amore in contagocce. E ti ringrazio per il dono che mi hai fatto dell'analisi. Tu hai conosciuto che la rabbia creava una paralisi. Abbiamo provato a parlarne, consci che l'amore va coltivato e raddrizzato, se no prima o poi muore. Adesso sono schiacciato sotto il peso di parole, egoista, immaturo, mi dai poca attenzione. Forse tu per più, forse tutto qui, anche divisi non dimentico. Siamo la coppia del bacio di Klimt. Ti prego dormi, sono le 2. Non do peso alle mie parole o le tue. Siamo quasi usciti dalla stasi, anche se dentro piovono bombe che sembra il cielo di Bengasi. Ti prego dormi, sono le 2. Non do peso alle mie parole o le tue. Siamo quasi usciti dalla stasi, anche se dentro piovono bombe che sembra il cielo di Bengasi. E rostolo la penna con cui scrivo, il proprio spermo che te scrivo. Sono una volpe che arriva all'uva ma predilige il vino. Impariamo presto, una volta che l'hai perso il denaro e il tempo speso non può essere ripreso. Vedrò il re del re, mi chiederà se sei stato umile. Risponderò senza remore, oh, qualcosa di simile. Dirò sì ma mi hanno scartato, signore, come una pietra inutile. Non capendo che per trazione anche loro diventa d'utile, giuro. Ora non sono più falso, no. Sorreggo la mia famiglia come una testata d'angolo, come mare alle chiglia quando le onde si infrangono. Ho percorso miglia e miglia, ancora le gambe mie non si stancano. Non sono il tipo che si arrende all'abitudine, non ti illudere. Vago verso l'ignoto con un personal di gratitudine. Non so perché da vivi ci odiamo. Una volta lasciato il corpo è solo allora che ci amiamo. Ti prego dormi, sono le 2. Non do peso alle mie parole o le tue. Siamo quasi usciti dalla stasi, anche se dentro piovono bombe che sembra il cielo di Bengasi. Ti prego dormi, sono le 2. Non do peso alle mie parole o le tue. Siamo quasi usciti dalla stasi, anche se dentro piovono bombe che sembra il cielo di Bengasi. Che sembra il cielo di Bengasi. Anche se dentro piovono bombe che sembra il cielo di Bengasi. Bengasi. Benissimo, Anche questo tappeto musicale di Odyssey. questa è Se ci sta notte ascoltando, grazie Odi. incredibile, guarda, veramente hai deliziato questa serata, bellissimo questo brano, bellissimo, poi pieno di significato, Grazie. carico di emozione, veramente riesci a trasmetterla tutta, cioè non è semplice poter trasmettere in una situazione come questa
che qua l'artista è messo a dura prova, ragazzi, cioè non è che sia in un palcoscenico dove c'ha 500, 1000, 3000 persone davanti, che allora le viene l'adrenalina carica. Già, Qua, si carica. qua siamo addirittura di spalle, io e lui, Sì. lo vediamo anche, Ci vediamo, lo infatti. potete vedere anche in questa, anzi, mettiamo un pochettino, vedi, guarda un pochettino, io sono qua, siamo di spalle, quindi è una situazione veramente anomala che non è facile, e quindi invece è riuscito a trasmettere stasera con i suoi brani, la sua musica, 10 pezzi, abbiamo fatto 10 pezzi bellissimi. Siamo ai saluti, sing sing sing. Grazie a tutti ragazzi per Grazie. avermi seguito, grazie a te Mauri per avermi dato questa opportunità. Grazie a tutti E ci quanti. vediamo al prossimo live. Grazie a chi ha scritto in chat, chi ci ha fatto compagnia su Twitch, chi su Facebook all'inizio, poi io la chiudo, la chat di Facebook, la diretta di Facebook, e lascio solamente Twitch e YouTube, perché quello che mi interesserebbe maggiormente è Twitch, ma purtroppo le persone non si collegano su Twitch perché dicono un social in più. Non è un social, è un'applicazione, basta scaricarla, non vi occupa. Fate i mandroni. Esatto, non vi occupa tanto spazio, però la potete sentire bene, la potete vedere meglio, quindi è una Mi figata. raccomando ragazzi, chiunque voglia supportare il 22 live all'Acqua, all'Arena di Quarto, non so se avete presente il Certo. locale, l'Acqua, ecco, ci vediamo lì. Sono lì per il contest del Bars of Fury, venite a fare un casino e porterò Foab, quindi Benissimo. un po' di rime. Alla grande. Sono le 22:58, chiudiamo Disco Note. Grazie Manuel per essere stato qua. Portaci belle novità al più presto, ti riaspettiamo. Siamo sempre pronti, sempre pronti. E quindi chiudiamo questa diretta. Un salutone a tutti, ciao. Grazie a tutti, ciao Buonanotte. ragazzi, buona serata. Buonanotte a tutti, ciao.